Barletta, Barletta, io adesso no. Vi ho provocato. Barletta, Barletta, ci stanno le orecchiette e ci sta pure un monopolio di sigarette. Baglette, baglette, vicina a Molfetta, le ragazze vanno pure in bicicletta. Ci sta la soppressata di frutti mare affetti e lì vecchietti fa la parte, culla la mette. Barletta, Barletta, vicina a Molfetta, e ci sta pure un monopolio di sigarette. Ci sta una bella arietta, la notte fa freschetta, fatta un viaggetto a letto, buongiorno, ben ritrovati amici di Barlette a Vest. Quanto tempo che mi siete mancati. In Puglia c'è una realtà importante della storia, Barlette lei, con le battaglie vinte nella gloria, per le sue strade il suo profumo ti conquisterà, il bianco rosso, il colore dell'identità, ti sveglierai con le affannate corse sulle spiagge, con un sole che riscalda il cuore delle sue tante facce, ti dà la grinta per rialzarti se tu sei nei guai, ti senti forte perché la forza te la dà lei. Grazie Barletta, anche se non ci conosciamo, ci prendiamo per la mano, uniti dalla lealtà. Forza Barletta, 100.000 voci in coro che si innalzano in un cielo azzurro come il sogno di chi non ha età. Ti stupirai durante il sabato di notte insonni, vivrai nei bar, fiumi di moda tra sorrisi e sogni, come in TV per un momento cambia la realtà, ti senti grande come il cuore della tua città. Grande Barletta, anche se non ci conosciamo, ci prendiamo per la mano, uniti dalla lealtà. Forza Barletta, 100.000 voci in coro che si innalza. E allora, buongiorno, buon martedì 31 luglio, ultimo giorno di luglio, e anche luglio va a casa. Mamma mia, come passa il tempo, cari amici di Barlette a Vest. Ben arrivati amici di... Vai. Ben arrivati voi che siete i barlettani che siete tornati nelle vostre origini, nella vostra città Barletta. Ciao, buongiorno. E dicevo, oggi è martedì 31, ultimo giorno di luglio, e avremo un Ferragosto caldissimo, questi due giorni già sono da 30 gradi in su.
E che dire, volevo parlarvi dell'incidente di ieri, che non so niente, la dinamica non so niente, io non perché voglio fare l'omertoso, ma non so come sono andati, però io vi posso dire e vi posso garantire che queste bici elettriche, che ce le hanno tutti i ragazzini, ma proprio tutti i ragazzini, non hanno il senso civico, il senso di portarle adeguatamente, perché il problema è che corrono pure, ma corrono tantissimo, e io ripeto, non sto dicendo che l'incidente di ieri hanno torto, però vedo che ho torto uno, ho torto l'altro, ma vedo che molte di queste persone vanno in due senza casco, corrono perché fa anche 50 all'ora. Cioè ragazzi, vi dovete moderare, non andate, specialmente quando correte, non andate in controsenso. Io sono uno che va anche in controsenso con la bici, perché preferisco che vedo la macchina, che la macchina mi veda a me, non che io vedo la macchina, anche se è sbagliatissimo, perché non abbiamo ancora la cultura di portare le biciclette come portano le moto, le macchine. Questo è un consiglio che ci dobbiamo dare tutti insieme, ripeto, lo faccio pure io che vado in controsenso con la bici, perché per evitare tante cose, ma il problema grosso è sempre la velocità e le distrazioni. Con questo telefonino, il telefonino che ci distrae tantissimo, e questa è una cosa che non va bene, perché la vita è molto importante, anche perché un incidente non sai come inizia, non sa come finisce l'incidente, perché se ti prende anche una gamba rotta ti rovini la vita, perché ci sono fratture che sono insanabili. Allora bisogna stare attenti, non correre, perché correre... Raga, questo è dedicato a Lele Rosso, a Barri de Aves, vamos. Aspettate, È un bacione, ecco qua. E dicevo che bisogna stare attenti. Allora poi abbiamo il 5. Allora, il 5 abbiamo un grande evento a Barletta, ve lo posso consigliare, questa è una pubblicità che faccio